Buongiorno da Corbola, in particolar modo dal Balutin, vicino al punto dove il Po di Venezia si divide e forma il Po di Goro. La situazione in questo punto è sotto controllo, come vedete dalle immagini, anche se le aree golenali sono invase. La piena del Po, secondo AIPO, si prevede nella serata odierna con valori che hanno già oltrepassato la soglia 2 di criticità, tra l'altro nel tratto Veneto-Emiliano e nella sezione di Ponte Lagoscuro nei rami del Delta. Nelle prossime 24 ore, in ragione ai consistenti apporti degli affluenti emiliani, i livelli attesi lungo il tratto del Po e il mare Adriatico si attesteranno su valori prossimi o di poco superiori alla terza soglia di criticità e quindi elevata color rosso. Qui siamo in località Taglio di Po, sotto il ponte della strada regionale che unisce Corbola ad Adria. E la piena interessa le aree golinari quindi ed era raccomandata prudenza e massima attenzione nell'avvicinarsi al fiume e nelle attività di navigazione. Sempre AIPO richiede di non creare difficoltà nei pressi del fiume all'eventuale passaggio di personale e mezzi adibiti al monitoraggio e alla gestione dell'evento in piena. Gli uffici centrali e territoriali AIPO restano attivi 24 ore su 24 per il monitoraggio della piena del Po e delle piene tuttora in corso lungo gli affluenti emiliani e per eventuale pronto intervento, in coordinamento con i sistemi regionali e locali di protezione civile. Da Leandro Maggi, da Taglio di Po è tutto, buona giornata.